Fuori da Palazzo Lascaris si svolgeva una manifestazione per chiedere alla Regione di introdurre a scuola lo studio della lingua piemontese. Perché questa manifestazione davanti al Palazzo del Consiglio regionale? Manifestazione per chiedere l'ufficializzazione del piemontese e quindi l'approvazione di proposte di legge presentate in Consiglio regionale alla Camera e al Senato. Ci spieghi meglio perché dovrebbero accettare? Dovrebbero accettare perché sono nostri diritti linguistici e quindi abbiamo il diritto di parlare, di vedere la nostra lingua, di vederla insegnata nelle scuole e quindi chiediamo semplicemente che il piemontese venga inserito in una legge statale del 99. Quante persone parlano il piemontese ancora adesso? Sono tantissime, nel senso che sono oltre 2 milioni e oltre 1 milione in grado di capirlo e questi sono dati dell'Università di Torino del 2007. Perché fate questa richiesta? Per non perdere la lingua piemontese, il dialetto? Fondamentalmente una richiesta di libertà e facciamo questa richiesta perché è l'unico modo per fare in modo che la nostra lingua continui a vivere e si possa sviluppare normalmente. A chi può dirvi e criticarvi, dire che siete un po' anacronistici adesso che va tanto di moda il motto delle 3 I? Sì, basta che non faccia rima con le 4 I, cioè con l'ignoranza, nel senso che la nostra proposta è assolutamente moderna, d'altronde è quello che succede normalmente in tutta Europa, dove le lingue minoritarie non soltanto vengono promosse, ma sono un dato acquisito assolutamente normale. Voi nella vita quotidiana cosa parlate? Parliamo italiano e piemontese, ma non è una scelta ideologica o forzata, è un qualcosa di naturale, però proprio perché è un qualcosa di naturale deve continuare a poter essere vissuto normalmente e in questo mondo, se non c'è una tutela legislativa, con la pressione dei media di oggi non è possibile.